buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Blitz del NAS al Policlinico di Catania, 22 le persone indagate per corruzione tra medici e rappresentanti di un'azienda che fornisce protesi acustiche. Sono accusati di delitti contro la pubblica amministrazione. Ancora violenza contro i sanitari, un 41enne aggredisce e picchia un medico al Policlinico di Messina. Per l'Ordine dei Medici è un'emergenza sociale. Ucciso per una casa venduta all'asta. Si è risolto in poche ore l'omicidio di Raffaele Maruca, il 64enne trovato senza vita a Caltagirone, fermato un parente della vittima. Crisi idrica, i sindaci dell'Agrigentino azzerano il consiglio di amministrazione di AICA, il consorzio che gestisce le risorse idriche integrate in provincia. Per la futura governance dell'azienda i comuni cercano manager esperti. Valorizzare le eccellenze degli atenei siciliani a livello internazionale. Siglato a Erice l'accordo con la Fondazione Ettore Majorana alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Parata di stelle sul red carpet della Taormina Film Fest, da Michael Douglas a James Franco. Quest'anno si celebra il talento femminile e la musica. Calcio in Serie B, Pippo Inzaghi è di fatto il nuovo allenatore del Palermo, contratto biennale con opzione per il terzo. Domani potrebbe arrivare l'ufficialità. In Cice attesa invece per Ross Pelligra, Torre del Grifo e mercato tra i temi in agenda. Bentrovati. I carabinieri del NAS al Policlinico di Catania. Ci sarebbero 22 indagati per corruzione tra medici e rappresentanti di un'azienda che fornisce protesi acustiche. Sono tutti accusati di aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione nelle città di Catania, Siracusa e Ragusa. Ci dice tutto Roberta Lunghi. Terremoto al Policlinico di Catania per l'arrivo nel reparto di unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dei carabinieri del NAS di Ragusa. I militari hanno perquisito gli ambulatori di otorinolaringoiatria, fonologia e audiologia. Nell'indagine della Procura di Siracusa, coperta al momento da segreto istruttorio, sarebbero 22 le persone indagate tra medici e imprenditori operanti nel settore delle protesi acustiche, tutti indagati per delitti contro la pubblica amministrazione commessi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Sono stati 3 i medici del Policlinico Etneo che martedì mattina, al termine delle perquisizioni dei NAS, sono stati visti lasciare il reparto al seguito degli investigatori. Al centro delle indagini la fornitura e l'utilizzo delle protesi acustiche. Ci sarebbe l'ipotesi di avere favorito l'azienda produttrice di questi presidi. Le perquisizioni dei NAS dopo il Policlinico si sono allargate anche agli studi personali dei camici bianchi coinvolti. Un neurologo di Piazza Armerina è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del NAS di Catania assieme a quelli di Piazza Armerina con l'accusa di concussione. Il medico è responsabile del centro diurno Alzheimer dell'ASP ennese. L'indagine è condotta dalla Procura di Enna. Adesso parliamo di un altro medico che però è stato aggredito e picchiato al Policlinico di Messina. Arrestato un 41enne, Luca Ciliberti. Ancora un'aggressione, ancora una violenza in corsia, questa volta nel reparto di psichiatria del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove un dirigente medico è stato minacciato e picchiato da un uomo di 41 anni, poi arrestato dalla polizia per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono allo scorso 9 giugno. L'indagato, in stato di agitazione, prima ha chiesto con insistenza un certificato medico al professionista, poi lo ha minacciato verbalmente in dialetto. "Se non me lo fai ti ammazzo", gli avrebbe urlato in faccia. Subito dopo ha colpito al volto lo sventurato che solo grazie all'aiuto di un impiegato è riuscito a mettersi al riparo. Il medico ha riportato ferite guaribili in 7 giorni, ma sull'episodio è intervenuto l'Ordine dei Medici di Messina che ha stigmatizzato l'accaduto. Siamo costretti a ricordare che ormai la violenza contro i medici e gli operatori sanitari è un'emergenza sociale e le azioni messe in campo dalle istituzioni non sono evidentemente sufficienti, bisogna fare di più e meglio, scrivono in una nota.
Piena solidarietà a nome di tutta la comunità accademica è stata espressa dalla rettrice di Messina Giovanna Spatari, che parla però di emergenza sociale. Occorrono segnali forti, dice. Ospedali e presidi sanitari sono luoghi di cura in cui il rispetto e la reciproca collaborazione tra pazienti e personale non può che essere l'unico e solo riferimento. L'università, dice la rettrice, è pronta a implementare azioni e collaborazioni per mettere un freno a una degenerazione di fronte alla quale non è più accettabile alcuna forma di silenzio. Cambiamo argomento. Dietro all'omicidio di Caltagirone ci sarebbe una casa venduta all'asta. Fermato in poche ore l'assassino, che tra l'altro era parente della vittima e che si era rifugiato proprio nell'abitazione oggetto del contrasto. Lorena Dolci. Ucciso per una casa venduta all'asta, e forse non era neanche il vero bersaglio. Si è risolto in poche ore l'omicidio di Raffaele Maruca, netturbino di 63 anni, trovato senza vita nella sua abitazione in contrada San Nicolo Le Canne a Caltagirone. In un primo momento i familiari avevano pensato ad un incidente domestico, ma i rilevi sulla scena del delitto effettuati da carabinieri e polizia hanno accertato che si trattava di omicidio. L'uomo è stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco calibro 7,65, 2 dei quali al petto e una all'inguine. Grazie a testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, nel corso della notte i carabinieri hanno fermato ad Avola Corrado Rametta, 54 anni, che ha consegnato spontaneamente ai carabinieri una pistola con ancora 5 colpi nel caricatore. Oltre all'arma, l'uomo ha fatto ritrovare gli abiti macchiati di sangue di cui si era liberato lasciandoli in un terreno. Subito chiarito anche il movente, legato ad una casa di proprietà dell'assassino che era stata pignorata e venduta all'asta. Ad aggiudicarsela era stato il cognato della vittima, verso cui, proprio per questo, l'ex proprietario covava rancore e sentimenti di rivalsa. Ieri Rametta avrebbe attuato il suo proposito di vendetta, andando a Caltagirone sparando a Maruca, poi tornato ad Avola, rifugiandosi proprio all'interno dell'abitazione contesa. In questa storia di sangue e vendetta manca solo l'ultimo tassello, capire se Maruca sia stato vittima di una vendetta trasversale o si sia trattato di un tragico errore di persona. Sarebbe stato ucciso invece per un credito non pagato Giuseppe Pellizzeri, il 37enne assassinato ieri sera in via Elorina a Siracusa. Francesca Loi. Ci sarebbero i soldi dietro all'omicidio di Giuseppe Pellizzeri. Il 37enne ufficiale della Guardia Costiera sarebbe stato ucciso per futili motivi: l'affitto di un capannone non pagato, movente quindi di natura economica. L'omicidio davanti ad un bar di via Elorina, una delle principali arterie della zona sud di Siracusa. Nel tardo pomeriggio la vittima e Francesco Mirabella, adesso accusato di omicidio, si sarebbero incontrati per dei chiarimenti. Poco prima, infatti, il fratello minore del 30enne sarebbe stato aggredito dalla vittima. Così i due si sarebbero dati appuntamento per risolvere ogni attrito. Però qualcosa è andato storto e il 30enne avrebbe uscito la pistola, sparando almeno 2 colpi. Pellizzeri è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è morto. L'arma del delitto sarebbe stata gettata in mare, ma l'uomo avrebbe dato indicazioni ai carabinieri per recuperarla. Già in serata si era presentato al comando provinciale insieme al suo avvocato, raccontando tutto. Ora si trova in carcere a Cavadonna, in attesa dell'udienza di convalida. Il Tribunale di Messina ha condannato 2 ex calciatori del Messina Calcio per violenza sessuale nei confronti di una minorenne. La vittima aveva 14 anni all'epoca dei fatti. Si tratta di Carmine Cretella, condannato a 2 anni, e Clemente Crisci, condannato invece a 6 anni di reclusione. E adesso a Catania, blitz della polizia nella voragine di Piazza della Repubblica, identificati una decina di extracomunitari, tra loro i parcheggiatori abusivi in Corso Sicilia. I residenti dicono ai nostri microfoni: tiriamo un sospiro di sollievo, ma i controlli siano giornalieri. Tonino De Mano. Un blitz in piena regola per restituire decoro e sicurezza tra le vie Sturzo, Piazza della Repubblica e Corso Sicilia. Lo ha effettuato la Polizia di Catania, che agli ordini del questore Bellassai ha portato a termine una vasta operazione nella cosiddetta voragine. Portati in caserma e identificati una decina di extracomunitari che bivaccavano nelle fosse per poi esercitare l'attività di parcheggiatori abusivi. Dopo i nostri servizi denuncia, l'area del parcheggio a pagamento è stata finalmente liberata ed una presenza costante delle forze dell'ordine fa tirare un sospiro di sollievo
sollievo ai residenti. Ma speriamo per sempre che non sia un'operazione spot dovuta all'attenzione mediatica che avete svolto in modo eccellente e di questo vi ringrazio. L'impegno del sindaco, che devo dire in una settimana è venuto 3 volte di persona. Questa operazione vi conforta, vi dà speranza oppure no? Ci conforta e ci dà speranza. Nel parcheggio di Corso Sicilia, monitorato anche dalle nostre telecamere per giorni, si respira un'aria nuova e soprattutto sono stati quasi azzerati i danneggiamenti alle auto. E adesso c'è la polizia, si sente confortata? Un pochino, ma non del tutto. Bisogna aspettare e avere più tempo. Già vedere la macchina della polizia mi sento molto più tranquilla. Soddisfatto Pietro Ivan Maravigna, portavoce del Comitato dei Residenti Corso Sicilia, che si congratula con il questore per l'operazione condotta nella voragine, che rappresenta, si legge in una nota, un segnale forte e tangibile dell'attenzione dello Stato. Apprezziamo l'interesse mostrato dall'attuale sindacatura Trantino per il recupero di Corso Sicilia e delle aree limitrofe, ha detto, con progetti di riqualificazione urbana che mirano a restituire decoro e funzionalità. E in questo contesto che l'intervento sulla voragine assume un'importanza cruciale. Intanto, nell'ambito delle nuove assegnazioni fatte dal Viminale e dopo l'approvazione del decreto sicurezza, sono in arrivo altri 12 poliziotti per garantire maggiore controllo nel territorio catanese. E adesso la politica siciliana ha presentato a Palermo la misura che rifinanzia la legge per il contrasto alla povertà. 5 milioni di euro destinati ad associazioni del terzo settore per fronteggiare chi vive in condizioni di maggiore disagio. La conferenza stampa a Palazzo d'Orléans. C'era per noi Marco Gulla. Nuove risorse per il contrasto alla povertà in Sicilia, la misura che rifinanzia la legge regionale 16 del 2021, disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale, è stata inserita nella manovra di bilancio approvata dall'Ars nei giorni scorsi. Questa mattina a Palazzo d'Orléans la presentazione in conferenza stampa, 5 milioni di euro di finanziamenti a tutte le associazioni che fanno volontariato e che permettono a tante famiglie di superare le difficoltà quotidiane. C'è una nuova povertà creata dal Covid, famiglie monoreddito che fino a qualche anno fa riuscivano ad avere una vita dignitosa e che invece adesso devono rinunciare anche alle cure mediche. Un occhio va dato alle nuove povertà, l'emergenza abitativa, gli anziani, e lo dico in una città, Palermo, che è la città più anziana del Mezzogiorno, con una natalità molto bassa e con tanti giovani, Palermo come tutta la Sicilia se non l'Italia, che continuano a migrare, e questo rende l'anziano sempre più solo. Soldi che permetteranno alle associazioni che otterranno il finanziamento tramite bando di realizzare oltre 1 milione di pasti caldi in più. Noi poveri fanno parte di quel ceto medio che è monostipendio, con famiglie monostipendio, che fino a 10-15 anni fa riuscivano ancora a garantire un livello di vita decorosa, dignitosa, a garantire anche gli studi ai figli e quindi un tenore di vita insomma appunto da ceto medio. Il Covid ha messo allo scoperto invece una fragilità che era già in atto. Il governatore Renato Schifani ha promesso tempi brevi per lo snellimento della burocrazia. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che prevede l'assunzione alla regione delle vittime di femminicidio con deformazione e sfregio del viso e degli orfani. E adesso restiamo sempre a Palermo, vertice in assessorato alla sanità con un unico punto all'ordine del giorno, monitoraggio delle liste d'attesa. Schifani, Sferza, manager e burocrazia regionale. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Liste d'attesa in cima alle priorità tra le criticità da risolvere nel sistema della sanità della regione siciliana. Preso atto di una nuova mole di prestazioni in arretrato da smaltire, migliaia le richieste in tutta la Sicilia, Schifani sferza i manager sanitari e la burocrazia. Sulla sanità, proprio stamattina in assessorato a Piazza Zino a Palermo è stato convocato un vertice con l'assessore Daniela Faroni, con il dirigente della pianificazione strategica Salvatore Iacolino e con tutti i direttori generali delle ASP e delle aziende sanitarie ospedaliere. Il tema all'ordine del giorno recita rilevazione e monitoraggio delle liste d'attesa dal 31 marzo al 31 maggio 2025, richiamando proprio l'articolo del contratto dei manager che fa riferimento agli obiettivi da raggiungere. L'assessore vuole rendersi conto di quanto fatto da ogni singola struttura sanitaria per ridurre le liste. Il monitoraggio punta a comprendere la mole di prestazioni erogate e da erogare nel 2023 e nel 2024, anni in cui si è registrata un'accelerazione, e nei primi mesi del 2025, periodo in cui si è avuto invece un brusco rallentamento con le liste d'attesa che sono tornate a crescere.
Dal 27 luglio del 2023 infatti sono stati destinati 48 milioni e mezzo di euro per le aziende proprio su questo tema. L'assessorato adesso vuole tutta la documentazione sul tavolo inderogabilmente entro martedì prossimo per evidenziare le criticità e per mettere a punto i giusti correttivi. Non è escluso qualche intervento sulla legge di variazione di bilancio che arriverà a breve all'ARS. I manager della sanità regionale restano dunque sotto osservazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe compromettere in primis la loro posizione. Ma non basta, Schifani lancia un altro avvertimento, questa volta alla burocrazia regionale, chiedendo le schede di valutazione dei dirigenti entro e non oltre 6 mesi per valutarne il rinnovo. Ho ingoiato la proposta di proroga dei contratti, ma se non arrivano le valutazioni, per ogni singolo dirigente blocco tutto, spiega il presidente. Non si può essere dirigenti a vita, anche per questo la macchina burocratica della regione non è efficiente. Adesso parliamo di crisi idrica perché i sindaci dell'Agrigentino hanno azzerato il consiglio di amministrazione del consorzio AICA. Sentiamo Desiree Ferlito. Perdite di gestione per 4 milioni di euro e un pesante buco nei confronti di Siciliacque per altre 18 milioni di euro. Hanno reso complessa la gestione del servizio di AICA, l'azienda consortile che gestisce le risorse idriche ad Agrigento. Con un voto a larga maggioranza, i sindaci agrigentini oggi hanno votato per azzerare il consiglio d'amministrazione di AICA, revocate le cariche sociali a partire da quella del presidente Settimo Cantone. Convocheremo un'altra assemblea dei sindaci, spero al più presto, quindi entro 8 giorni avremo un'altra assemblea dove là riusciremo a avere un commissario straordinario mentre gli uffici inizieranno tutte le procedure per la nuova governance. Aspro il commento del sindaco di Favara Antonio Palumbo, l'unico ad aver votato per la riconferma del CDA. I sindaci, i colleghi sapevano benissimo come agiva il CDA e ne sono stati compiacenti e conniventi anche per indicazione del loro rappresentante regionale, quindi oggi questo per me è un'azione sbagliata. Per la futura nuova governance dell'azienda, i comuni sono orientati a pubblicare un bando per reclutare manager esperti. Prima però sarà necessario ricorrere a un commissario straordinario per gestire la fase transitoria. A complicare il quadro è la gestione dei servizi idrici ad Agrigento e il sabotaggio agli impianti della diga Gammauta. Dopo aver divelto i catenacci, i ignoti hanno aperto alcune diramazioni, convogliando così l'acqua della diga su reti destinate a singole utenze, che sarebbero dovute rimanere chiuse. L'assessore Barbagallo ha annunciato una denuncia alle forze dell'ordine. Valorizzare le eccellenze degli atenei siciliani a livello internazionale. È stato siglato a Erice l'accordo con la Fondazione Ettore Majorana alla presenza del ministro Giuli. Laura Spanò. Gli atenei siciliani hanno a loro disposizione docenti, sperimentatori, dottorandi, punte avanzate della scienza in diverse discipline che spesso però non hanno la dovuta notorietà nel resto della penisola e a livello internazionale. Fondazione Ettore Majorana e 4 atenei siciliani, quello di Palermo, Catania, Enna e Messina, si sono ritrovati a Erice alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli per la firma di un protocollo d'intesa che renda merito a queste eccellenze. La cultura, la ricerca e la scienza procedono sempre abbracciate, come peraltro previsto dall'articolo 9 della Costituzione, che ci induce sempre a lavorare affinché il mondo dei ricercatori, degli universitari e il mondo di chi rappresenta la cultura, la promuove e la tutela non dimentichi mai il rapporto fondamentale con i saperi scientifici. A fare gli onori di casa Lorenzo Zichichi, figlio del fisico siciliano Antonino Zichichi, padre della Fondazione Realtà Unica che da decenni coniuga scienze esatte, scienze umanistiche, storia e arte in un contesto storico e paesaggistico straordinario. Prevede che gli studenti e i partecipanti ai corsi della Fondazione ogni anno che provengono dalle università siciliane sono meno del 10%. E perché la Fondazione ha una vocazione internazionale, ma noi vogliamo dare un premio al migliore di quelli che frequentano i nostri corsi. E adesso il cinema Hollywood conquista Taormina con l'anteprima di Ballerina e un red carpet da sogno. Star americane come Michael Douglas e James Franco incantano il pubblico in piazza. L'edizione numero 71 del Taormina Film Fest celebra il talento femminile e la musica. C'era per noi Eva Spampinato. You're all very lucky to live here.
Ciao Sicilia. Hollywood sbarca a Taormina ed è subito effetto wow in piazza 9 aprile. Occhi e telefonini puntati sui divi americani che infiammano il grandissimo red carpet circolare dove sfilano le stelle. Love all of Italy, I love Sicily. Pubblico femminile impazzito per l'attore James Franco. Il resto incuriosito dal regista Len Wiseman, che è presente in anteprima italiana l'action thriller Ballerina, insieme con l'attore Norman Reedus, più conosciuto per il suo ruolo nella serie Walking Dead. Ma è l'arrivo del mito Michael Douglas che fa scattare l'applauso e lui non risparmia sorrisi e pose al pubblico. E poi la sfilata delle bellissime donne del cinema italiano per una edizione che punta molto proprio sulle donne, come racconta Ilenia Pastorelli, membro della giuria del Taormina Film Fest. Molto contenta della frase che noi siamo prima di tutto donne non dive, perché qualsiasi donna è una diva in qualche modo, no? Una edizione, la numero 71, ricchissima di protagonisti, film, panel, masterclass. Sono 5 giorni, ma sembrano già 27 dagli impegni che ci stanno. Una scappata e fuga perché sto girando una serie su Netflix, quindi sono passata proprio per un in bocca al lupo. Tra le novità anche il premio dedicato alla musica. A riceverlo Nina Zilli, che proprio grazie al cinema ha iniziato con slancio la sua carriera. Il mio primo singolo del mio primo disco è stato 50.000, è stato scelto da Ferzanot, perché quindi il cinema è entrato, fortunatamente era già entrato nella mia vita. Un connubio, veramente credo che nell'arte sia qualcosa tra le cose più magiche, ecco. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con tante novità che riguardano il calcio, le squadre di calcio siciliane. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata al calcio. Filippo Inzaghi entro domani sarà ufficialmente del Palermo. Il tecnico infatti ha rescisso con il Pisa e ora è libero di firmare con il rosanero. Marco Gulla. Risoluzione contrattuale con il Pisa e adesso pronto il biennale con il Palermo. Pippo Inzaghi entro domani sarà ufficialmente il nuovo allenatore dei rosanero. L'accordo è sempre quello, un contratto biennale con opzione per il terzo in caso di Serie A e al Pisa andrebbero circa 700.000 euro. Tutto fatto quindi con l'ex bomber in vacanza a Formentera che potrà a breve fare mercato insieme al direttore sportivo Carlo Osti. Inoltre Inzaghi avrebbe voluto con sé alcuni dei suoi come Tramoni e Moreo, ma dopo aver valutato la rosa del Palermo ritiene di poterne fare serenamente a meno. La risoluzione del contratto che legava ancora Inzaghi al Pisa per altri 2 anni è stata tutt'altro che semplice. Tra silenzi e malumori, soprattutto da parte della tifoseria pisana, si è anche ipotizzata una soluzione alternativa, lo scambio con un calciatore del Palermo, ma le parti non sono mai riuscite a trovare un nome gradito a entrambe le dirigenze. Una telenovela che si conclude quindi con il lieto fine. Inzaghi sta già comunque parlando con Osti per affrontare il tema mercato che verosimilmente inizierà a decollare in questi giorni. Tempo di programmazione invece per le siciliane di Serie C. Il Catania attende l'arrivo del presidente Pelligra, previsto domani, e da venerdì fitto calendario di incontri. A Messina, ok del Tribunale alla proroga per predisporre ristrutturazione del debito del club. Francesco Triolo. L'arrivo del presidente Pelligra in città previsto per domani aprirà di fatto la programmazione del Catania per la prossima stagione. Torre del Grifo, squadra e mercato, organizzazione sono i temi degli incontri già fissati in cui il proprietario del Catania dovrà dare il via libera. Per prima cosa Pelligra parlerà con l'allenatore toscano, poi si dovrebbe procedere all'ufficializzazione e alla presentazione di Alessandro Zarbano come nuovo direttore generale. Quindi il mercato e il ruolo da affidare a Ivano Pastore. Il nodo mercato è uno dei più complicati perché il Catania è sempre alla ricerca di un direttore sportivo e rischia di partire per il ritiro di Norcia con una trentina di giocatori, compresi quelli in esubero. Tello, Liuperini, tanto per dirne un paio. Occorre un piano di uscita e al tempo stesso spegnere le sirene per alcuni punti di forza come Roberto Inglese, con il quale si dovrà parlare del rinnovo del contratto.
Novità arrivano invece da Messina. Il Tribunale ha accordato il ricorso allo strumento di regolazione della crisi proposto alla CR Messina per scongiurare il fallimento richiesto dalla Procura. Il club giallorosso, tramite gli avvocati Giampiero Picciolo e Giuseppe Cicciari, aveva chiesto una proroga per presentare un piano con la ristrutturazione del debito, riservandosi di produrre ulteriori documenti. Nominato anche un commissario giudiziario che avrà il compito di controllare le varie attività. La società quindi potrebbe anche iscriversi al prossimo campionato di Serie D con 14 punti di penalizzazione e altri in arrivo per la vicenda della mancata presentazione da parte di AAD Invest Group del documento di solidità economica dopo l'acquisizione. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.